Io mi fermerei qui. Vi ringrazio tutti e se ognuno di noi può dire qualcosa. Volevo dire qualcosa. Allora, questo tavolo congiunto, ma ci parliamo in maniera molto onesta, nel senso non abbiamo nulla da nascondere, vuole essere un segnale di tregua, ma noi non abbassiamo l'attenzione in un momento di grave situazione che sta vivendo il settore. Abbiamo i tagli del governo, i tagli della regione, quindi credo che noi avremmo un tavolo permanente aperto, no? Però volevo dire una cosa, ci teniamo, sono stati 6-7 mesi di confronto, scontro e secondo noi, secondo la CGIL, ha vinto la determinazione, la costanza e l'unità dei lavoratori di Ferrovie Tramvie Vicentine. Probabilmente un nuovo modello contrattuale, cioè, punto interrogativo, ma ha vinto perché avevano ragione, attenzione, cioè perché questa vertenza non è stata una vertenza sul salario, questa vertenza è stata una vertenza sulla difesa della qualità del lavoro e sulla difesa della qualità della sicurezza per i lavoratori e per gli utenti. Quindi un grande atto di responsabilità e di maturità la dobbiamo dare a questa vertenza ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali che l'hanno sostenuta. Probabilmente l'azienda non aveva capito, perché l'azienda è partita in maniera unilaterale, ahimè purtroppo, con l'immissione di 48 turni che erano gravosi, perché alcuni arrivavano anche ad impegni giornalieri di 15 ore. Ora è stato anche, lo dobbiamo dire per correttezza delle parti, anche se insomma è una componente che non riconosco nelle mie ideologie politiche, però ha dato la svolta il Presidente della Provincia. Il Presidente della Provincia ad un tratto ha dato la svolta dicendo, indicando all'azienda: guardate che i lavoratori hanno ragione. Il Presidente della Provincia ha scritto una lettera dicendo: hanno ragione i lavoratori, bisogna ai lavoratori dare ciò che chiedono, anche perché questi lavoratori sono un valore aggiunto, cioè questi lavoratori hanno in qualche modo portato questa azienda al 4º posto a livello nazionale. Ora, questo ci tenevo a dirlo, al di là poi del contenuto dell'accordo. L'accordo chiude e apre una contrattazione, perché restano tutta una serie di elementi, no? Che non potevamo sicuramente concludere nell'ambito della firma, no? L'apertura di un tavolo tecnico che è costituito dai lavoratori, da capi deposito, dove andrà a studiare tutto ciò che è la turnazione, ma la turnazione in funzione anche ad un efficientamento del servizio, quindi anche ad un spreco, un eventuale spreco di risorse, perché è un bene pubblico questo e lo sappiamo tutti. Siamo vincenti perché abbiamo capito che è un bene pubblico, che se lo salviamo, salviamo l'occupazione e salviamo anche l'utenza che può fruirlo, perché ultimamente abbiamo avuto situazioni in cui gli studenti, ahimè, in qualche istituto, parlo dell'istituto di Recoaro, sono rimasti appirati. E lo dobbiamo fare insieme, sicuramente insieme, partendo dalle nostre piccole cose, ma tirando dentro anche la politica, no? Le amministrazioni provinciali e comunali, perché sono loro coloro che poi fanno i piani sulla mobilità, sulla viabilità e quant'altro. All'atere di questo tavolo tecnico, no, si aprirà, 29 siamo stati convocati, un tavolo per la rivisitazione dell'accordo giovani. È una cosa che ci tengo a dirla, perché è stata insomma fortemente la CGIL l'ha voluto, no? L'abbiamo voluto in AIM insieme alle altre organizzazioni sindacali, lo ribadiamo in Ferrovie Tramvie Vicentine: a parità di lavoro bisogna dare ai lavoratori parità di salario. Quindi si aprirà questo tavolo dove io spero in tempi brevi questo obiettivo lo andremo a raggiungere.